Ines, rilassati perché adesso a te ci pensa il tuo Jean-Pierre. Ti passo una maschera per i capelli, quella energizzante, rivitalizzante e soprattutto ringiovanente. Brava, perché come dico sempre, con i tuoi clienti non basta che te ciacoi, no, dei socavete che da sapere vita, morte e miracoli. Oh, grazie Jean-Pierre, mi sento già più rilassata perché sono partita malissimo stamattina, in tavana nera come un scorpione con mia nipote Alice. Perché? E ne ga invitata al matrimonio, sai quando? No. Il 10 di agosto col sofego che sarà. Ma sono già in crisi nera. Pal vestito, No, pal scarpe. no. Che ho paura che tuo marito si imbriaca anche stavolta? Sicuramente Duilio si imbriaca anche stavolta, no? Sono in crisi nera, pa. E regalo. Magari regalo. I sposi voi e a busta. Oscia tusce a busta. E non so quanto mettergli dentro. Tranquilla Ines, ci pensa il tuo Jean-Pierre. Ah sì? Sì, con tutte le signore che viene qua a farsi i capelli per i matrimoni, ormai sono diventato un esperto di buste. Sì, bene. sì. Intanto bisogna immaginare e pensare quanto che spende i sposi. Giusto. E ora fai modo conti. Sì. Intanto mangia carne o pesce? Pesce. Pesce 150 euro. 150 euro? Sì. Dove si sposa? Sono un Casteo. Un Casteo, pacchiano ma costoso, 10.000 euro. 100 invitati. 600 euro. Vediamo un attimo. Dopo quota forfettaria mettiamo noleggio macchina, bomboniere, fiori, in altri 50 euro. E voi dal Pagarini? Certo, e allora vediamo se 600 euro. Sì, è 100, Sì, è 100 euro con la mette che so a busta. No, Sì, è no. 100 euro. No, Ines, calma. Perché a busta perfetta è la giusta proporzione tra quello che spende Iori e quello che te spendi ti. Certo, perché come dico sempre, vabbè, a sostanza manca un poco di creanza. Dico, beh, e quindi? E quindi adesso andiamo a scalare. Andiamo a scalare. Vediamo un attimo. Il vestito, ho detto? Non ho niente da mettermi. 300 euro. Scarpe. Non ho niente da mettermi. 100 euro. Una borsetta. Non ho niente da mettermi. 50 euro. Duilio come si veste? Duilio non si veste, braghe curte e maglietta. E il 10 di agosto è troppo soffico, potrebbe morire di caldo. Perché sei anche a benzina. Benzina ora che arriviamo al castello, perché non poteva sposarsi più da qua, no? In fondo sul castello bisogna andare. Genati 50 euro. Minimo. Certo. E poi i capelli. Ciò. Verrai a farti i capelli. Sicuro? Femo taglio, colore, piega. 100 euro, dai, 100 100 euro. Sì, che metto dentro anche il taglio di Duilio. Ah, sì? Non sapevo che te facevi anche a tua allettatura. Grazie Jean-Pierre, per fortuna ci sei tu. Disponibili, competenti, sempre vicini alle tue scelte. Gli artigiani, per fortuna ci sono loro. Insomma Alice, nipotina cara, dalle stime effettuate te spenderai circa 600 euro e noi spenderissimo 600 euro. Ma siccome che Duilio non ha dei calzetti adeguati da abbinare alle savate e alle braghe corte, costerebbero 9,90 euro. Ecco, ci fai te il bonifico o ci dai i schelli il giorno del matrimonio? Alice, pronto? Alice? Ha messo basso? Che permaiosa!